Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi voglio portare un po' indietro nel tempo perché voglio cominciare un po' sta serie delle retro console, retro gaming, robe così, che già lo stiamo facendo con i giochi, ma anche con appunto le console, o diciamo sì, le console tascabili, ecco. Quindi oggi volevo partire dal Game Boy, che insomma è stato un po' l'inizio per tantissimi videogiocatori, soprattutto, ripeto, per quanto riguarda il portatile. E niente, allora eccolo qua, l'ho ritrovato da casa, questo ho ritrovato la scatola, addirittura la tracolla ufficiale, eccola qua, del Game Boy, che ho sia quello diciamo classico che quello Pocket. Purtroppo quello classico c'è un tasto che non funziona, quindi vedremo diciamo giocato solo il Pocket. Questo qua purtroppo il B non va, non capisco il perché, però per il resto va tutto in ottime condizioni e questo andrò anche a sistemarlo, lo voglio sistemare perché sinceramente è un cimelio che merita di essere sistemato, ecco. Quindi questo è il Game Boy normale preso, adesso non vorrei dire cavolate, ma mi sembra nel 1994. E questo lo mettiamo via. Eccoci qua. Oggi andiamo a vedere il pocket e i giochini che avevo preso per il Game Boy. Allora, vediamo un attimo. Soccer, questo penso sia, non so, sembra di USA 94, boh, non lo so sinceramente. Lo mettiamo qua. Dopo ne proviamo qualcuno. F1 pole position. E qua c'è una musichetta storica che dopo andremo a sentire. FIFA 98 ragazzi, anche per Game Boy ce l'avevo anche chiaramente per PC e PlayStation. Batman, ciao. Aspetta, vediamo, scusate, eccoci qua. Poi Toy Story, il mitico Toy Story. I Power Ranger, na 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 na. Tartarughe Ninja, queste erano proprio le cose che amavo di più da piccolo, quindi cioè, le ho prese praticamente tutte. Tetris, che è il primo gioco che voglio provare con voi. Eccolo qua, Tetris. Anche mia madre col Tetris si è rimbambita a 30 anni. Ecco qua abbiamo il Game Boy Pocket, bellissimo, argentato così, ciao. Eccolo qua. Poi abbiamo, allora, riprendiamo tutti che così, aspetta un attimo. Eccoci qua. Ora abbiamo Road Rush, questo non me lo ricordo sinceramente, ma ce l'ho. Paladin e NBA 96. Poi abbiamo un gioco di tennis, International Superstar Soccer, questo lo proviamo, biliardo e Vegas Stake, questo qua mi ama sicuro. Va bene, io direi di partire chiaramente con il padre fondatore, Tetris. Vai. Mamma mia, qua mia mamma ha fatto tutti i re, mia mamma su Tetris, Flipper, questi giochi qua, è devastante, è una roba grande proprio. Sai, guardate ragazzi, c'è un po' di riflesso, ma penso si veda. Senti, la musichetta è una delle cose più iconiche della storia. Ho sbagliato, ovviamente. Suona pip, papam. Ho bisogno di un lungo, se no son fottuto. Però non mi dà la massima, perché c'era l'errore.
Cioè, guardate, e ancora, oh, si vede benissimo, cioè, veramente tanta roba. Ok, dobbiamo sistemare quella parte là, se no non possiamo fare le linee massime. Ce l'abbiamo in quel posto se non ci arrivano i lunghi. Porca miseria. Andiamo a fare così. Ma adesso arriva lo stronzo. Mi serve un altro lungo però. Spero di riuscire a far vedere. Ok, arriva. Forse adesso c'è la massima. Woo! Boom! Ok, ancora un lungo e godo. Siamo ancora a livello 1, ragazzi. Che forti che siamo. E niente, questo è stato un gioco che ci ha accompagnato nella nostra infanzia, insomma, quello della mia età, tantissimo, ma in realtà anche più vecchio. Cioè, quando è uscito noi eravamo appena nati. Bella. Adesso dovrebbe con la linea 20, probabilmente dovremmo andare a livello 2, non mi ricordo. Non mi ricordo più un cazzo. È ufficiale. Ok. Perfetto, level 2 e godo. Dai che adesso finiamo, se no ci imbarchiamo su Tetris e non finiamo più. Guarda, aspettiamo l'ultimo lungo. Ok. Ok. Ma deve arrivare il lungo, se no ce lo abbiamo in quel posto. Non arriva più. Niente. Vabbè, eccolo qua. Ma ne serve un altro. Ne serve un altro. E arriva. Arriva. No, è vero. Vabbè. E questo insomma era Tetris. E lo rimettiamo nella confezione. Nella mitica scatoletta. Adesso volevo provare International Superstar Soccer. Eccolo qua. Questa è la copertina di quello del 96 PlayStation 1, bellissimo, che magari vedremo nelle retro delle PlayStation. Vai. Oddio, scusate. Ecco. Konami. Ok. Ok. Mettiamo. Cazzo ho messo? Ma no! Italy versus Holland. Vai. Game start e si parte. Purtroppo c'è un po' di cazzo di riflesso. Kick off, vediamo com'è. Mamma mia. Ok, perfetto direi. Non ci capisco, guammazza. Dai, tira. Tira.
Non ci credo, ma l'ha parata. E non so se si vede, ma dopo c'è tanto riflesso. Facciamo una cosa. One moment. Tutto in diretta. Vediamo così. Non cambia troppissimo. Ok. Purtroppo sto Game Boy è lucido e quindi attenzione. È subito il miracolo e ancora il miracolo, ma c'è il gol. Ecco. Ecco. Ho segnato Clever. Io sentendo queste canzoncine qua ritorno indietro di 20 anni, che di più. Vai. Ziola, ragazzi, c'è Ziola. No, me l'ha fregata. E passala. Niente. Siamo delle pippe obese. Ronald De Gur. Va bene. Abbiamo visto anche questo. Adesso lo farò sentire la canzoncina iconica di Formula 1. Dopo, se volete un video più nello specifico di un gioco, io ve lo posso anche portare, cioè non è un problema. Eccolo qua. Ok. Non va? Forse non va questo, attenzione. Potrebbe anche essere. Colpo di scena, colpo di scena. Ah, ok. Ciao. Ciao. Parapapa, parapapa. Ta ta ta. Come? Kumen. Da. No. Ok. Ta ta. Brazil. 4 giri dry. Andretti, Prost, Piquet. Ah, c'erano tutti però, eh? Madonna, c'era tutto qui. Vai. Oddio. Attenzione. Un Kuma Show qui in Brasile. È proprio il Gran Premio di Interlagos, ragazzi, e si vede. Go, go, go. Dai, Kuma, non so quanto si veda, ma se sbaglio per il tenino più lungo del mondo siamo ok, ma Interlagos. Non sono le qualifiche queste. Tensione. Mamma mia, ragazzi, che giro. Perché voglio fare un giro da pole position. Ocho. No. Però mi ricordavo addirittura tutti i piloti ufficiali, eh. Mamma mia, ragazzi, che cume, signori. Vediamo. Pit, no.
Dai, dai, ce li spariamo tutti, ce li spariamo tutti. Devo anche riportarlo a Formula 1, ragazzi, ma ho avuto proprio voglia, anche perché il manager è tanta roba. Occhio. Saranno le qualifiche? Boh. Go Kume Kume go, go Kume go. Questo è il ritirino più lungo della storia. Occhio a non cappellare. Un giro perfetto che lo porta dritto in pole position. Ok. Io vorrei capire dove sono i pit, che mi dice pit, ma non c'è la corsia pit. Occhio. Occhio. No. Basta? E cosa devo fare? Ok, Andretti, Prost. Ah, sono proprio i risultati di qualificazioni. Sarà ultimo. Quindi Guglielmin, Belander, Alboreto. Ah, ultimo. Devo fare tutti e quattro per forza. Non vedo Senna però. Ah, proprio non sono entrato. No. America. Dai, proviamo questa. No, guarda che bello, però ha fatto veramente bene, eh. Questo è veramente figo. Però devi fare i 4 giri così. Adesso facciamo un giro, dai, qua, poi basta. Mamma mia. Che Pippo Base. Beh, insomma, questo era un gran gioco, eh. Però forse non avevano i diritti di Senna? Push Ivy. Ok. Andretti... non c'è. Va bene ragazzi, allora chiudiamo adesso e niente, questo ragazzi era il Game Boy. Questo un po' ripeto l'inizio della nostra carriera videoludica. Raga, un saluto dal Comendone veneziano e ci becchiamo con il prossimo video delle console retro. Ciao!